Al guido di Ippolito Di Lamezia in scena la 10ª giornata del girone I di Serie D. Il Lamezia di mister Novelli reduce dalla sconfitta contro il San Luca che gli ha fatto perdere terreno dalla vetta. Sconfitta anche per i giallo-blu di mister Romano nel derby contro il Canicattì. Passiamo al fin di questa sfida grazie all'immagine a cura di Arturo De Rosa, con il Lamezia al 17esimo che ha l'occasione di sbloccare il match. Lo assegna l'arbitro per spinta di Calaiò su Cristiani, che colpisce di testa da 2 passi e salva sulla linea lo stesso Cappello. Tutta l'azione pericolosa però parte dai piedi di Terranova, che l'aveva iniziata impegnando Valenti alla deviazione con un sinistro in area. Dal dischetto va Ferreira, destro angolato, ma che parata di Valenti che salva la propria porta, salva il risultato sugli sviluppi del corner che ne consegue però capitola l'estremo difensore Licatese. Batte Maltese infatti, spizza Silvestri e Terranova al terzo sigillo personale batte Valenti per l'1-0 del Lamezia. Licata che di contro dimostra di non essere giunta al D'Ippolito per fare da sparring partner con questo destro dalla distanza di Mudasiru, che fischia vicino all'incrocio dei pali. Nella ripresa sempre un buon Licata a fare la partita con il tentativo da distanza siderale di Frisenna, il migliore dei suoi, e Malatoni a deviare in angolo non senza qualche titubanza. Lamezia però che torna a rendersi pericolosa con il neoentrato Emanuele, mette dentro, non vi arriva a Dessi sul secondo palo. Licata che però trova il pari al 69esimo. Mudasiru carica il destro con la complicità di Mataloni, fa 1-1 al D'Ippolito. Di Lamezia, seconda marcatura stagionale per il metronomo di mister Romano. Dall'altro lato inizia a collezionare occasioni in sequenza la formazione di mister Novelli, prima con Addessi che prova ad armare il mancino non inquadrando lo specchio della porta, successivamente Efangua a girare fuori da ottima posizione in area su assist dal fondo di Addessi. Segue l'uscita alta da parte di Valenti che dà un saggio delle proprie abilità quest'oggi, guidando magistralmente la retroguardia. Quindi il tentativo ad opera di Canute che costringe alla deviazione in angolo coi pugni Valenti. 94esimo, tocca ancora a Fangua in pieno recupero gettare le ortiche con un tiraccio, un bell'assist dalle retrovie. L'occasione più clamorosa però accapita sui piedi di Addessi, filtrante infatti di Emanuele, servito in area al 95esimo, destro che sorvola la trasversale. Termina così anche la sfida del D'Ippolito. Il Licata strappa un punto grazie alla rete di Mudasiru.